però diciamo non era la nostra volontà creare questa cosa. Dice mamma cosa c'è un intervento adesso? No signori e signori, siamo pronti invece per presentarvi Marco Odde. Adesso ti apro anche, scusami. Vai tranquillo, vai tranquillo. Adesso ho fatto tutte cose, ecco, adesso dovremmo essere proprio. Funziona anche il microfono? Sì, funziona, ci siamo. Allora, Marco, intanto prima sorpresa, non siamo soli, cioè nel senso sei qua con un trio che poi in realtà sarete anche di siamo più. Un trio, cioè in realtà normalmente sono appoggiato da dei fantastici ragazzi, oggi ce ne soltanto due. Normalmente i Fantastici 4 tu normalmente. Sì, no, Fantastici 4, tastiere, synth, pad elettronici. Oggi siamo tornati alle origini, da come sono nati i pezzi, da un riff di basso piuttosto che un giro di chitarra, li abbiamo riarrangiati come all'inizio. Come all'inizio. Allora possiamo quasi dire che è una sorta di secondo battesimo stasera, sì, diciamo di sì. Avete cominciato qualche giovedì scorso, giovedì scorso a Torino Sotterranea al contest, dopo un anno di lavoro in studio siamo usciti da una settimana e adesso cerchiamo di incominciare a farci conoscere un po' e girare qua a Torino, insomma, dove si fa la musica, insomma. Allora, con che canzone cominciamo stasera? Incominciamo con un brano che si chiama Cambiato. Cambiato, sì. Vedrete di cosa si tratterà. Vediamo di che cambiamento si tratta. Qualsiasi cosa. Mi manchi più dell'aria nello spazio, mi manchi come manca il tempo, come faccio? Mi manca la gara a chi mangia più Nutella, mi manca stringerti sui fianchi, ma quanto sei bella. E questo viaggio m'ha cambiato, essere lontani rende il mondo meno dolce. Aspetto il giorno in cui sarò tornato, ti prenderò, capotterò, rotoleremo dentro un Fiat perché tu m'hai cambiato. Sei la mia casa, il mio tempo, amore, mozzafiato perché tu m'hai cambiato. Prendendo me accetti bello e brutto tutto d'un fiato perché tu m'hai cambiato. Tu m'hai cambiato. Mi manchi quando sono solo e viene sera, mi manchi punto e basta, se non ci sei la vita è nera. Mi manca urlare in viaggio canzoni fino a mattina, mi manchi ogni giorno più di prima. E far la guerra per le coperte alla fine quanto è bello, ti faccio vincere se non ti incazzi sul più bello. Quando ti corichi sul mio petto in un 2-3 ti addormenti e mi fai sentire un re. E questo viaggio m'ha cambiato, essere lontani rende il mondo meno dolce. Aspetto il giorno in cui sarò tornato, ti prenderò, capotterò, rotoleremo dentro un prato perché tu m'hai cambiato. Sei la mia casa, il mio tempo, amore, mozzafiato perché tu m'hai cambiato. Prendendo me accetti bello e brutto tutto d'un fiato perché tu m'hai cambiato. Sei la mia casa, il mio tempo, amore, mozzafiato perché tu m'hai cambiato. Oh, oh. E correremo fino a mattino, rincorreremo le lucciole fino a Torino, passando dentro il Valentino, contro vento, contro mano, come un aeroplano che decolla contro un uragano. Io prenderò la tua mano, di nuovo unite dopo un anno lungo e lontano, ricordando di amare solo chi ha scelto te ed è disposto a dividere il suo cuore insieme a te perché tu m'hai cambiato. Sei la mia casa, il mio tempo, amore, mozzafiato perché tu m'hai cambiato. Prendendo me accetti bello e brutto tutto d'un fiato perché tu m'hai cambiato. Sei la mia casa, il mio tempo, amore, mozzafiato perché tu m'hai cambiato. Prendendo me accetti bello e brutto tutto d'un fiato. Oh, mai cambiato, mai cambiato, mai cambiato. Oh, oh. Tu mai cambiato, mai cambiato, mai cambiato. Oh. Tu mai cambiato, mai cambiato, mai cambiato. Oh, oh. tu mai cambiato. Oh. Grazie. Cambiato, questo era cambiato, ma insomma noi invece di cambiare torniamo invece alle origini. Io se non ho capito male quello che mi hai prima raccontato è
queste canzoni che hai cominciato a scrivere, cioè, nato nella tua testa? Sì, Poi praticamente. come una sorta di, visto che prima parlavamo anche di matematica, come in un processo Dura, chimico, diciamo, da questa prima situazione, Sì. piano piano tu hai insomma incontrato un tuo amico col quale Sì, avete arrangiato i pezzi e poi insomma si sono aggiunte altre persone, no? Adesso magari tu lo racconti meglio. No, è perfetto. No, vabbè, dico qualcosa in più se volete. Allora, in realtà tutto è nato da l'aver incominciato a scrivere grazie a un altro artista che si chiama 220 Contro di Torino, che mi ha sempre ispirato, insomma. E dopodiché, avendo un collegamento diretto, c'è sempre stato lui come stimolo dietro dall'inizio, che mi ha sempre appoggiato. E dopodiché ho incominciato a scrivere per conto mio, col timore di esprimere quello che provavo piuttosto che quello che avevo dentro. All'inizio succede spesso, no? E poi invece, lavorandoci tanto sopra, ho incominciato a far sentire i pezzi con gente con cui suonavo, perché suonavo in diversi gruppi il basso, e mi hanno detto: guarda che c'è del contenuto, c'è della musica, è una cosa bella, positiva, portala avanti e buttati. E allora da lì è partito tutto grazie a questo nostro amico che ci ha arrangiato i brani. Però poi diciamo tu il basso l'hai abbandonato, stasera chi lo suona il basso? Presentiamo. Stasera abbiamo preso un bassista un po' più esperto, studiato, insomma. Simone Gritella, che facciamogli un applauso, e anche al nostro chitarrista Fabrizio Peretti. Insomma, te la sei presa comoda. Sì. Mentre solo a cantare, sempre su due musicisti di fianco. Vabbè. Una cosa per volta. Siamo uomini, una cosa per volta. Fai bene. Allora, senti, la prossima canzone invece come si intitola? La prossima canzone si intitola Bonsai. Bonsai come la pianta proprio. Come la pianta, Attenzione, signore e signori. Sì. Bonsai. Sotto le coperte c'è chi vince, c'è chi perde, e dentro quel comodino un ricordo di te da bambina. Eri lì vicino a me, tra le lenzuola nuda, tu tra le dita mi spiavi, sai. Insieme non si muore mai. Oh, gira, 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 trottole nel vento, capirai. Io sono il fautore dei tuoi sogni e non dei tuoi guai. Se apri il frigo vedrai che presto capirai. Gelato il cioccolato, stretti piccoli come bonsai. Gira, gira, trottole nel vento, capirai. Io sono il fautore dei tuoi sogni e non dei tuoi guai. Se apri il frigo vedrai che presto capirai. Gelato il cioccolato e stretti piccoli come bonsai. Tu sei il mio cuore, ti limonerei per ore, anche quando mi fai incazzare. O c'è qualcosa che mi fa arrabbiare, tu mi tendi la tua mano, io ti dico vacci piano, ma poi finiamo sullo stesso divano. TV accesa e un cannolo siciliano. Gira, 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 trottole nel vento, capirai. Io sono il fautore dei tuoi sogni e non dei tuoi guai. Se apri il frigo vedrai che presto capirai. Gelato il cioccolato e stretti piccoli come bonsai. Gira, gira, trottole nel vento, capirai. Io sono il fautore dei tuoi sogni e non dei tuoi guai. Se apri il frigo vedrai che presto capirai. Gelato il cioccolato e stretti piccoli come bonsai. E ricordo il giorno in cui ti ho conosciuta, eri timida e impacciata con la tuta Adidas o non so cosa era, capelli lunghi, mora bella vera. E sono stato lì a pensarti fino a sera. Non ricordo il tuo nome già com'era, ma finalmente ecco ti ho trovata. Il nostro amore è molto più di una figata. Gira, 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 trottole nel vento, capirai. Io sono il fautore dei tuoi sogni e non dei tuoi guai. Se apri il frigo vedrai che presto capirai. Gelato il cioccolato e stretti piccoli come. Gira, 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 trottole nel vento, capirai. Io sono il fautore dei tuoi sogni e non dei tuoi guai. Se apri il frigo vedrai che presto capirai. Gelato il cioccolato e stretti piccoli come bonsai. Gira, gira, trottole nel vento, capirai. Io sono il fautore dei tuoi sogni e non dei tuoi guai. Se apri il frigo vedrai che
presto capirai. Gelato al cioccolato e stretti piccoli come bonsai. Oh oh yeah, come bonsai. Grazie. E questa era Bonsai. Allora, Marco, prima che faccio di nuovo dei miei soliti casini, ci sono delle date? Perché ho detto che avete cominciato praticamente da pochissimo. Sì, abbiamo siete cominciato da partiti pochissimo, come sto con la facendo, marcia? sì, sto andando Granata. più forte che posso. Allora, il 20 c'è un open mic a cui partecipo a Chieri, poi sempre in quella zona lì vado a fare un evento che sempre a Chieri è un evento Basker, che organizzato Basker Case, che è un evento acustico in realtà, Sì. e molto interessante. Diciamo tipo quello di stasera però col basso. Sì, un po' esatto, più magari basso. ci portiamo anche il caon, un po' di cose così. Beh, dietro. acustici, Cerchiamo di però. metterci in realtà tutto, però ridimensionare sempre un po' la cosa. Beh. E poi un'altra cosa molto importante che faremo, in realtà non è aperta al pubblico, però per il futuro, insomma, per potermi sentire al di fuori, Sì. il 14 dicembre, scusate, andiamo in uno studio di registrazione a preparare delle live session che poi verranno pubblicate. Vabbè, ne parliamo Dal piuttosto dopo. 2020 in poi, diciamo. Sì, dal 2020 in poi, da gennaio in poi incominceremo a mettere su tutti i social possibili esistenti della Terra. Immagino, sarete lì a, come si dice, smanettare. Esatto. Va bene, e invece adesso la prossima canzone forse sarà il prossimo Sì. singolo, il primo singolo che Ma lancerai. Io allora, so. il primo singolo è, cioè, ne commento sempre con loro e ne discutiamo sempre insieme, che mi fido alla grande, non lo so ancora qual è, e ogni volta uno me ne dice uno diverso e quindi quello è positivo perché dico, vabbè, allora almeno uno a testa vi piace. Certo. Però dobbiamo poi ancora sceglierlo, vedremo. Vedremo. Il prossimo brano si chiama Sei come il funky. E mi ricordo come t'ho visto ieri. Il tuo sguardo un po' sperso mi ha rapito volentieri. Ed eravamo lì in quel bar insieme e non mi conoscevi, ma un po' per gioco dissi ci provo. E fu così che intrapresi quel discorso da perfetti sconosciuti che ci ha portato già lontano. E non ricordo il nome del posto, ma eravamo a Milano. Tra la frenesi e la pazzia di tutta quella gente, io ti presi e ti dissi di non pensare a niente. Sei come il funky, ti muovi, tutto il mondo gira intorno a te e sempre più avanti, non riesco a respirare. Sei come il funky, ti muovi, tutto il mondo gira intorno a te e tu non mi stanchi, mi sento decollare. Io sono l'astronauta e tu sei l'astronave e ti ho nella testa. Ti ho nella testa e continuo a pensarti da ieri. Il cuore è sperso, il cielo è terso, ma dimmi come fare adesso. Come fare a guardare senza capire la logica che spiega l'argomento ed ondulare tra la pazzia e l'allegria di questa situazione, tra il dire e il fare per non sbagliare. Ti invito a colazione. Sei come il funky, ti muovi, tutto il mondo gira intorno a te e sempre più avanti, non riesco a respirare. Sei come il funky, ti muovi, tutto il mondo gira intorno a te e tu non mi stanchi, mi sento decollare. Lo
sento nei tuoi occhi, hai voglia di uno sguardo. Ed io incantato sono già in ritardo. Chissà cosa mi dice capo, quell'uomo un po' frustrato che non avendo te mi sembra disperato. Ma io invece sono qua che mi godo la vita. Vedi baby, già lo sai, per me sei l'altra metà. Tra la pazzia e l'allegria di questa situazione, tra il dire e il fare per non sbagliare ti invito a colazione. Sei come il funky, ti muovi tutto il mondo gira intorno a te e sempre più avanti, non riesco a respirare. Sei come il funky, ti muovi tutto il mondo gira intorno a te e tu non mi stanchi, mi sento decollare. Sei come il funky, ti muovi tutto il mondo gira intorno a te e sempre più avanti, non riesco a respirare. Sei come il funky, ti muovi tutto il mondo gira intorno a te e tu non mi stanchi, mi sento decollare. Sei come il funky, ti muovi tutto il mondo gira intorno a te e sempre più avanti, non riesco a respirare. Sei come il funky, ti muovi tutto il mondo gira intorno a te e tu non mi stanchi, mi sento decollare. Io sono l'astronauta e tu sei l'astronave. Grazie. Funky si sente. Funky, ci comunque siamo. È un genere Sì, che, sì. come dire, ti intriga. E Intriga. immagino che ti ispiri. Sì. Senti, e quando hai cominciato, avrai cominciato nella tua cameretta, a casa tua? no? Sì, ho incominciato a fare degli accordi con la chitarra marcissimi, buttare giù delle idee e pian piano è venuto fuori un po' quello che avevo dentro. All'inizio è riuscita bene la cosa perché avevo conosciuto la mia ragazza che ancora oggi è lei e quindi praticamente veniva... Adesso magari è successo un mese fa, adesso non vorrei dire. No, è da mo'. A chiedere, per carità. No, ma io volevo sapere, adesso che ti siete allargati, perché non sei più da solo, Sì, cioè, siamo in ci tre stai amici. ancora nella tua cameretta o cioè avete una sala prove? Come- Nella mia cameretta Ah, non hai ci preso- stiamo non ci proprio, state più. da tanto se ci sto io. Però in generale proviamo a uno studio di se ci va cioè di che- culo. Perché se va così di non culo, spendiamo diciamo, troppi soldi che quella è una ringraziamolo, fortuna. Sì, ringraziamo, esatto, perché quello si mette grazie, in mezzo di produzione, E poi in generale quando dobbiamo fare adesso i provini e tutto andiamo sempre da questo mio amico che ha un suo studio e facciamo da lui. siete una grande famiglia. Sì, bene. siamo in tantissimi. Bene. Allora, il prossimo pezzo cos'è? Allora, il prossimo pezzo si chiama Popporoppo. 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 Però questo mi piace perché è molto onomatopeico. Sì, è Popporoppo. Se volete poi cantarlo con me dopo un po' che avete capito come fa, non è molto difficile, va Popporoppo. Popporoppo. Facciamo un po' di casino, così magari da sopra vengono sotto, cioè classiche cose. Popporoppo, va bene. Vai. Popporoppo. Paparapairappa. Popporoppo. Paparapai. La fa calda di questa città mi rende nervoso e intollerante. Prendi un respiro che c'è una cosa importante. Ti alzi la mattina e vai a lavorare, ma il tuo lavoro ti fa cagare. E più ci pensi e ti dici, ma chi me l'ha fatto fare? Popporoppo, paparapairappa. Popporoppo, paparapai. Popporoppo, paparapairappa. Popporoppo, paparapai. Ti programmi le giornate ma ogni giorno un inconveniente e ti incazzi, t'arrabatti ma che sbatti. È bello no, non fare un bel niente. Il dovere sarebbe regalarsi un attimo di felicità, ma tutto quello che riesci a darti è una pausa pubblicità. Popporoppo, paparapairappa. Popporoppo, paparapai.
poporopo, paparapairapa, poporopo, paparapai. Tutto in fretta come un razzo, dentro è caldo, fuori è ghiaccio. Ma che palle, sempre il solito andazzo. Han po' rotto il taccio. Nel mezzo del cammin di nostra vita ci inoltriamo in una strada un po' più figa. Ma se all'inferno ci stai pure tu, e dai, canta anche tu. Poporopo, paparapairapa, poporopo, paparapai, poporopo, paparapairapa, poporopo, paparapai. E poi torni a casa e ti prepari la cena, e per un'altra sera ci ripensi com'era l'aria al mattino, mentre eri bambino, e nella testa ti suonava una melodia, una strana melodia che fa poporopo, paparapairapa, poporopo, paparapai, poporopo, paparapairapa, poporopo, paparapai, grazie. Ragazzi, questo è un ritornello bellissimo, veramente un ritornello eccezionale. È semplice, diretto. Non ho visto manco Celentano un ritornello così, veramente. In bocca al lupo. Allora, a questo punto con che cosa ci salutiamo? Qual è l'ultimo brano con cui salutate il lab che ci ha ospitato, il salotto, la diretta streaming, gli ascoltatori della radio? Allora, salutiamo tutti, salutiamo e ringraziamo soprattutto il grande capo che è Mao. No, grazie. Facciamo un applauso, dai. Fatemi un applauso, Ringraziamo ovviamente il locale, il lab, la disponibilità che ci ha dato, vi ringrazio e speriamo di vederci presto tantissime altre volte ovunque nel mondo. E qui a Salotto vi riaspettiamo quando lancerete il primo sì. capitolo della saga che ogni mese, no? Però la spiegheremo poi con calma. Ci rivedremo quindi a gennaio. No, assolutamente ci vedremo di sicuro per portare avanti questa nuova amicizia nata. E niente. Vi saluto con un pezzo che si chiama Ombre e farei ancora un applauso ai miei fantastici musicisti che mi sostengono sempre. Grazie. È il tuo regalo di Natale, è un viaggio nuovo da iniziare, insieme a me come un vino buono, lì pronto solo da stappare. No, questo no, non può farci male, ma può insegnarci ad amare. Come ombre sovrapposte nel deserto, noi possiamo scappare. Ma loro ci seguiranno, arriveremo fino al mare, nudi inizieremo a ballare tra qualche onda infrante ed un tappeto di sale. Come ombre sovrapposte nel deserto, noi possiamo scappare, ma loro ci seguiranno e arriveremo fino al mare. E poi di nuovo a Carnevale un altro viaggio si può fare, un last minute da Malpensa ci conviene prenotare. La Tour Eiffel da fotografare, ma tu più bella da immortalare. Come ombre sovrapposte nel deserto,
noi possiamo scappare. Ma allora ci seguiranno, oh, arriveremo fino al mare, nudi inizieremo a ballare tra qualche onda infrante ed un tappeto di sale. Come ombre sovrapposte nel deserto, noi possiamo scappare, ma loro ci seguiranno e arriveremo fino al mare. E la foto di te da piccola, da bambina, con una macchia di sugo fatta la sera prima, saresti stata anche quel giorno